La Regione è al fianco degli alpini per il recupero e la valorizzazione delle testimonianze della prima e della seconda guerra mondiale in Friuli Venezia Giulia. Per dire anche grazie agli alpini che ancora una volta con 2 riunioni hanno dato la dimostrazione di essere disponibili per fare un intervento che abbiamo sostenuto come Fratelli d'Italia, che abbiamo introdotto in occasione dell'assestamento di bilancio l'estate scorsa e che dà loro 620.000 euro per fare in modo di ripristinare sentieri, dei luoghi di culto che sono però collegati alla prima e alla seconda guerra mondiale. I fondi sono già stati assegnati alle sezioni di Pordenone, Udine, di Cividale del Friuli e della Carnia, che a loro volta poi li utilizzeranno attraverso i singoli gruppi territoriali per fare le azioni di manutenzione, di ripristino e di riqualificazione. La sensibilità, la voglia di fare degli alpini ci permette di vedere restituite queste risorse che stiamo consegnando loro, sicuramente moltiplicate per un bel numero di volte. Il bando si è chiuso nei mesi scorsi, ora sono noti i progetti avanzati da 4 sezioni che hanno riguardato 18 interventi per un totale di spesa finanziata pari a circa 620.000 euro per le sezioni di Udine, Pordenone, della Carnia, ma anche di Cividale del Friuli. Li abbiamo appena salutati a Cividale degli Alpini dopo il raduno del Fuarce Cividat. La tradizione del cividalese e della città ducale con gli alpini, con le sezioni è molto radicata. Nella veste di consigliere regionale ho avuto la possibilità di conoscere anche realtà che avevano delle necessità importanti nell'ambito delle valli del Natisone e abbiamo sostenuto in questo caso tutta una serie di iniziative per valorizzare, mantenere e mettere in sicurezza appunto dei luoghi che gli alpini tutelano